Momenti di puro terrore oggi pomeriggio a Piscinas. 9 cani sono rimasti intrappolati mentre il fiume in piena li circondava. Gli animali, spaventati e disorientati, non avevano via d'uscita dal terreno ormai completamente allagato. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se ami la Sardegna e vuoi aiutarmi a divulgare le imprese di chi ogni giorno salva vite nel nostro territorio, iscriviti e lascia un like. Il tuo supporto conta per far conoscere queste storie di coraggio. Tutto è iniziato intorno alle ore 16 in località Murreci, proprio a Piscinas. Le piogge torrenziali che hanno colpito la zona hanno causato l'improvviso ingrossamento del rio Piscinas, trasformando un pascolo in una trappola mortale per 9 poveri cani. Ma come hanno fatto i soccorritori a intervenire in un'area così impervia e allagata? Le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari sono arrivate rapidamente sul posto. Grazie alla perfetta coordinazione e alla profonda conoscenza del territorio, i pompieri sono riusciti a raggiungere ogni singolo animale. L'operazione è durata circa un'ora di ansia per la proprietaria, che ha visto i suoi cani messi in sicurezza uno dopo l'altro. Questa non è solo cronaca, è il racconto di quanto la natura possa diventare imprevedibile in pochi minuti nelle nostre campagne sarde. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l'allerta resta altissima. Le autorità avvertono: nelle prossime ore sono possibili ulteriori piene di corsi d'acqua in tutta la Sardegna. È fondamentale non avvicinarsi mai ai fiumi in queste condizioni. Iscriviti e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti dalla Sardegna. Ma ora dimmi la tua nei commenti. Secondo te si fa abbastanza per mettere in sicurezza i nostri animali durante queste ondate di maltempo? La prevenzione per gli animali è tutto. Detto ciò, grazie per aver seguito questo racconto fino alla fine e grazie alla tua attenzione se posso continuare a dare voce a ciò che accade nella nostra splendida e fragile isola. Ti saluto e ti abbraccio forte forte. Alla prossima, sempre qui sull'Isola in Forma.